Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana dal 18 novembre del 2017, in precedenza ha ricoperto anche il ruolo di presidente della provincia regionale di Catania dal 1999 al 2003 e in contemporanea è stato anche eurodeputato fino al 2009, ma soprattutto Nello Musumeci è da sempre orgogliosamente e coerentemente un uomo di centrodestra. Presidente, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Devo chiederle, ma oggi è così eccezionale in politica parlare di quella normalità che si chiama coerenza? Diciamo che è diventato un oggetto raro. La coerenza va misurata giorno dopo giorno in base al proprio sentire, alla condivisione del nostro modo di essere con tutto quello che ci circonda. Diceva qualcuno, solo i pazzi e i morti non cambiano mai idea, ma io devo dire che non contesto coloro che cambiano idea nella vita. Mi sorge qualche dubbio quando vedo cambiare idea molto spesso con la stessa disinvoltura con cui si cambia una camicia. Affrontiamo i temi che più ci riguardano da vicino e che per certi versi più ci preoccupano. Lei nei giorni scorsi ha indetto una conferenza stampa nella quale ha voluto dissipare i dubbi e le voci soprattutto che riguardano il potenziale buco nei conti della Regione Siciliana. Ha parlato di operazione Verità a fronte di quello che ha definito terrorismo politico, spiegando che ha ereditato una situazione difficilissima e che quindi va sviscerata con, come ha detto lei, l'operazione Verità. Può dirci qualcosa? Certo, non ho bisogno di controbattere perché è sotto gli occhi di tutti che il disavanzo e l'indebitamento della Regione Siciliana appartengono cronicamente, in maniera radicale, ad almeno 25-30 anni di gestione dell'esercizio finanziario. Ho voluto precisare che man mano che si va avanti, quel debito che era fermo a circa 6 miliardi di euro è diventato, il disavanzo è diventato adesso 7 miliardi e 300 milioni. Accanto al disavanzo c'è poi l'indebitamento, cioè quello che si deve agli altri, e lì siamo a 7 miliardi e 500 milioni. L'uno e l'altro naturalmente non sono maturati in un giorno, ma sono il frutto di una cattiva, superficiale, vorrei pensare anche per certi versi dolosa gestione del bilancio della Regione per un paio, forse 3 decenni. Perché adesso emergono queste amare verità che peseranno sulle tasche dei siciliani, di tutti noi? Perché la Corte dei Conti ha fatto dei rilievi importanti. E perché lo ha fatto la Corte dei Conti oggi e non lo ha fatto 10 anni fa la magistratura contabile? Perché la vivisezione del bilancio è stata possibile dopo l'applicazione di un decreto legislativo, il 118 del 2011. Il 118, bravo, vedo che è molto preparato e documentato. L'applicazione di quel decreto legislativo consente, come si fa con la TAC, con gli esseri umani, una tomografia assiale computerizzata del bilancio. E quindi quello che non si vedeva 8, 10, 20 anni fa, adesso si può vedere. E sta emergendo questa amara realtà, insomma, un bilancio gonfiato nelle entrate, non venivano gestite rigorosamente i residui attivi e i residui passivi, spesso la spesa veniva gonfiata per poter, l'entrata per poter giustificare la spesa. Una serie quindi, diciamo, di entrate messe sulla carta ma che avrebbero avuto poca ma che andavano cancellate invece perché non erano più esigibili. Esattissimo. Mentre questo decreto 118 del 2011 tra l'altro consentiva anche di spalmare in 30 anni se fosse stato applicato nel 2015, che era il termine ultimo che il legislatore nazionale dava agli enti locali per dire: avete un disavanzo?
Spalmatelo nei 30 anni. Adesso fateci una proposta di pagamento e noi vi diciamo come poterlo spalmare, quindi per non gravare su 1, 2 o 3 esercizi finanziari. Ecco, in questo c'è stata Questo anche... avrebbe dovuto farlo un altro governo, naturalmente. Perché Parliamo del governo Crocetta, quello precedente che era nel 2015. Nel 2015 noi non c'eravamo. E in questo, Presidente, c'è stata una piccola polemica a distanza, perché lei appunto ha accusato il governo precedente Crocetta, che nel 2015 quindi aveva questa opportunità e non l'ha sfruttata, di non avere dato ai siciliani questa possibilità di spalmare questo disavanzo. Appariva sconveniente, dire la verità. Intanto c'è però da qualche giorno, quando lei appunto ha indetto questa conferenza che spiegava il suo punto di vista, l'ex assessore al bilancio Alessandro Baccei, che invece dice: la nostra non è stata né cattiva volontà né scelta politica, ma soltanto un fatto oggettivo, perché non era possibile farlo. Io naturalmente non polemizzo con nessuno, né tantomeno col dottore Baccei, che è persona assolutamente garbata, ha fatto l'assessore di Crocetta, ma è stato importato da Roma, dove è tornato naturalmente dopo la sua esperienza. Dico soltanto che se oggi ci troviamo di fronte a questa cruda e amara realtà, qualcuno negli anni non ha fatto il proprio dovere, dovere. E risaneremo anche il bilancio distrutto negli ultimi 30 anni. Fra le tante cose che dobbiamo fare in questa opera di ricostruzione della regione ci sarà anche questo, ma naturalmente ci sono anche tante altre cose. Ci si metta nelle condizioni di poterle fare, perché insomma... Ci sono tante altre cose, ora ci arriveremo step dopo step. Io intanto volevo chiederle, Presidente, lei è un politico di lungo corso ed è anche un giornalista, quindi chi meglio di lei può avallare la valenza della comunicazione? Eppure, anche a detta sua, spesso avete sbagliato nel comunicare ai cittadini, tanto che lei ha detto: da oggi voglio essere un po' meno istituzionale e più vicino nel messaggio ai cittadini. Ecco, questa è l'occasione giusta per dire cosa ha fatto il suo governo in questi primi 20 mesi. Io sono convinto che i siciliani siano stati abituati a uomini di governo che parlavano, promettevano, ma sul piano pratico poi producevano poco. Altrimenti la Sicilia non sarebbe, come oggi è, l'ultima regione d'Italia. C'è un motivo se siamo in coda alla classifica, così l'abbiamo trovata 20 mesi, 21 mesi fa, 22 mesi fa. Il tema è comunicare, ma farlo con sobrietà, farlo con serietà, farlo con eleganza. Io ho un profilo istituzionale, lei lo sa, vive in questa città, a Catania, come ci vivo io. Da Presidente della provincia di Catania ero abituato a comunicare le cose che facevo, non quelle che avrei voluto fare. Pensavo che la stessa cosa fosse utile per la regione e invece i siciliani purtroppo si sono ormai abituati ai presidenti della regione che fanno proclami, che sparano moschetteria, cassa infernale, che fanno teatralità. E io per un anno e mezzo non l'ho voluto fare, credevo fosse giusto lavorare nel dovere del silenzio, niente da fare. Questo vi ha penalizzati. Mi sento dire in giro, Musumeci, persona per bene, ma che sta facendo? E questo mi amareggia tantissimo, perché quello che stiamo facendo in questa prima fase dei 5 anni è mettere la regione con le carte in regola. Cioè, le porto un esempio, l'esempio dell'artigiano. Si era abituati nel passato a mettere la vernice sulle cose più appariscenti, nascondendo la ruggine che c'era sotto, che significa che alla prima stagione la vernice salta ed emerge la ruggine. Io sono convinto che questo non sia per la regione siciliana il tempo della vernice. Questo è il tempo della carta vetrata. Bisogna togliere la ruggine, mettere un poco di stucco, ripassare di nuovo la ruggine, quella un poco più fina, e poi la vernice. Presidente, perché se noi non sistemiamo la regione, scusi, se noi non, così dico quello che abbiamo fatto, se noi non creiamo gli strumenti di pianificazione, io so,
Ci sono le alluvioni che ammazzano le persone. Bene, la prima domanda che fa il Presidente della Regione è questa: quanti fiumi abbiamo in Sicilia? Quanti torrenti abbiamo in Sicilia? Quante volte sono stati puliti e ripuliti i torrenti e i fiumi? Ci sono abitazioni vicino ai fiumi e vicino ai torrenti? Ci sono case abusive? Quale pericolo possono determinare queste esistenze di persone, di esseri umani in caso di alluvione, in caso di piena delle piogge? Ecco, per fare questo ci voleva l'autorità di bacino, attesa dal 1989, in Sicilia non era stata mai realizzata. L'ho creata io l'anno scorso, in un mese. Il piano dell'aria, il piano della protezione civile, la legge sul diritto allo studio, la legge sui rifiuti, la legge sulla pesca. Avete anche fatto comunque un finanziamento per il dissesto geologico? Abbiamo speso sul dissesto idrogeologico 218 milioni di euro in appena 15 mesi e continuiamo a farlo. In questo momento sono pronti 75 cantieri per la pulitura di altrettanti fiumi. 80 fiumi li abbiamo puliti l'anno scorso, perché se il greto di un fiume non viene ripulito dalle canne, dai fanghi, dalle foglie, dai detriti, anche da rifiuti diciamo pesanti, importanti, è chiaro che l'acqua poi la strada se la cerca. Certo. Ecco, le ho portato solo un esempio. Oppure altre 3 cose che ha fatto il suo governo. 350 milioni per l'edilizia scolastica. Le scuole in Sicilia non sono, l'80% non sono adeguate alle norme antisismiche. Abbiamo fatto un bando lo scorso anno per consentire alle scuole di poter finalmente, ai comuni o ai presidi, di poter partecipare per ottenere i benefici. Passiamo alla cultura. Ho creato 16 parchi archeologici, perché l'archeologia non è solo quella che conosciamo negli itinerari ufficiali. L'archeologia è una mappa così articolata anche nell'entroterra siciliano, reperti importanti, ma che sono fuori da ogni itinerario. Non potendole tutte controllare e gestire la sovrintendenza, ho voluto creare, con una legge del 2000 che non era stata applicata, 16 parchi archeologici. 4 c'erano già, ne abbiamo 20. Adesso all'interno di ogni parco archeologico stiamo realizzando le mura di recensione, la segnaletica, il gabinetto per i visitatori, una cabina per la vendita dei biglietti. Sono soltanto delle banalità. 1 milione di euro per gli scavi archeologici, solo per fare un altro esempio. Ecco, Presidente, no. I cantieri di lavoro, i cantieri di servizio per i comuni che fanno lavorare centinaia di persone, 6.000 dipendenti comunali precari stabilizzati. Presidente, capisco che appunto lei avalla quello che ho detto prima, avete sbagliato modo di comunicare, perché evidentemente avete fatto tanto ma non lo avete saputo comunicare. Ma alla fine dei 5 anni... Alla fine si vedrà il rendiconto. Si vedrà il risultato. Arriveremo anche a quello. Lei pochi minuti fa mi ha dato un altro input per farle un'altra domanda. Ha parlato di qualcosa che avete fatto sfruttando una legge del 2000, quindi leggi che ci sono e che in qualche modo non vengono applicate. Assolutamente applicate. Ma a proposito di questo, proprio in questi giorni in cui tanto anche a livello nazionale si parla di autonomia, una regione come la Sicilia, che ha statuto autonomo speciale e che quindi potrebbe da questo trarre enormi vantaggi, possibile che non riesce mai a capitalizzare nulla in tal senso? È possibile, perché per 70 anni, fatta eccezione per qualche breve stagione, l'autonomia è stata concepita come un privilegio per la classe dirigente, non come una opportunità. L'autonomia ci venne concessa nel 1946, non era ancora nata la Repubblica, per poter col nostro Parlamento, col nostro governo, con le nostre leggi, recuperare il divario, la differenza con le regioni del nord. Eravamo l'ultima regione d'Italia nel 1946, siamo l'ultima regione d'Italia nel 2017. Quindi l'autonomia, che doveva essere una grande opportunità di crescita, è diventata una grande opportunità di privilegio per chi ha gestito la regione. Ecco perché bisogna cambiare ragionamento. L'autonomia deve servire ai siciliani, non a chi li governa.
Ecco perché io sono convinto che noi non possiamo e non dobbiamo avere gelosia nei confronti dei presidenti di regione del nord che chiedono l'autonomia differenziata, il regionalismo differenziato. Si tratta solo di capire se l'autonomia che chiedono al nord si possa tradurre a danno dei siciliani. Ecco, fra le tante problematiche che non sfruttando l'autonomia hanno affossato questa terra, c'è la problematica disoccupazione. Fra le tante vertenze aperte che ci sono in questi giorni mi piace segnalarne una che è quella della Blu-Tech, gli ex lavoratori della Fiat di Termini Imerese, che tra l'altro proprio in questi giorni è stata investita anche da vicende giudiziarie. È un'altra sconfitta della industrializzazione in Sicilia e della riconversione delle aziende? Dico, possibile che in Sicilia nessuna ciambella riesce mai col buco? La politica della industrializzazione in Sicilia è stata quasi sempre sbagliata. Lo dico con serena convinzione. Se poi mi guardo attorno e vedo il deserto, beh, allora mi convinco ancora di più della bontà della mia tesi. E questo è un difetto d'origine che risale alla fine degli anni 50, quando si decise di fare della Sicilia il più grande polo petrolchimico d'Europa, con l'insediamento di Gela, di Priolo e di Milazzo, che ha dato sì lavoro a migliaia di persone, ormai sempre più ristretto il numero, ma che ha creato una devastazione sul piano ambientale, nella terra, nel mare e nell'acqua. La Sicilia ha bisogno di un'industria leggera. La Sicilia ha bisogno di un'industria manifatturiera, la Sicilia ha bisogno di un'industria anche della innovazione, anche dell'alta tecnologia, ma che sia compatibile con la vocazione agricola del territorio. La ST a Catania è un'industria che dà lavoro a migliaia di persone, ma non è inquinante. Il paradosso, sa qual è? Che noi abbiamo ancora questo colosso petrolchimico in Sicilia, che estrae il petrolio che noi tiriamo fuori dalle viscere della terra, sono milioni di barili, lo raffiniamo e lo mandiamo nella penisola. E la benzina la paghiamo più degli altri? La paghiamo più degli altri, bene. E allora, visto che ancora siamo dipendenti dalla raffinazione fossile, vogliamo almeno avere una sorta di rivincita morale, un vantaggio fiscale e pagare la benzina 20-30 centesimi in meno, che è un fatto non tanto finanziario quanto morale. Questa è una delle mie battaglie, la sto portando avanti, ne ho parlato al Capo dello Stato, il quale naturalmente non può entrare nelle vicende e nelle scelte del governo, ma mi ha ascoltato con grande attenzione. Ne parlerò nei prossimi giorni con i vertici dell'Unione Petrolifera, ne ho parlato con i vertici dell'ENI. L'obiettivo finale è che fra 10 anni la Sicilia, e non solo la Sicilia, non abbia più bisogno del petrolio, ma possa avere un'energia pulita, un'energia alternativa. Presidente, lei ha parlato di battaglia da portare avanti, battaglie contro i nemici. La sua presidenza Io nemici non ne ho. Diciamo politicamente e ideologicamente parlando. No, perché capita ormai che qualcuno consideri l'avversario nemico. Io non l'ho mai considerato nemico, ma sempre avversario. Avversari politici dal punto di vista ideologico. Tranne i terroristi politicizzati, sono nemici di tutti. No, le chiedevo, la sua presidenza è stata possibile grazie all'operazione che ha permesso di compattare il centrodestra e che quindi non ha consegnato la Sicilia ai grillini. Eppure il fuoco amico mi pare che continua a esserci sempre, perché è proprio di qualche giorno fa l'attacco, forse l'ennesimo, del presidente dell'Arsa Gianfranco Miccichè contro un suo assessore, l'assessore al bilancio Gaetano Armao, no? Quindi si deve difendere anche da un fuoco amico, tutto sommato. Non c'ha questa serenità e questa maggioranza a livello parlamentare siciliano? Le risponderei con una domanda da giornalista: e dov'è la notizia? È sempre stato così. Ma anche lì forse è una comunicazione sbagliata, perché c'è chi dice Musumeci ha una maggioranza in Parlamento e non fa nulla. Mi pare che questa maggioranza in Parlamento non ci sia tanto. Musumeci non ha una maggioranza in Parlamento e non è naturalmente un'offesa, perché la legge elettorale non consente
al Presidente della Regione di avere un ampio margine per poter governare. Ne parleremo della legge elettorale perché ho una domanda specifica da in farle. ogni caso non voglio polemizzare con nessuno, io credo nella mia coalizione, sono convinto che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana faccia con competenza il suo ruolo di Presidente, così come ho grande rispetto per tutti gli alleati. Poi le sensibilità sono diverse, naturalmente ognuno porta il frutto della propria esperienza, del proprio modo di vedere le cose, della propria cultura. Però abbiamo messo su un centrodestra che è stata un'impresa, abbiamo vinto contro quella che sembrava una scontata vittoria del Movimento 5 Stelle. Adesso, che poi era la deriva della politica perché c'era la disaffezione. Certo, inevitabilmente. Adesso io devo consolidare questa fiducia che il popolo siciliano mi ha dato e lo farò perché alla fine dei 5 anni consegneremo un'altra regione. Torniamo quindi alla Sicilia, ai siciliani e come dovrà essere questa Sicilia. Lei ultimamente, nei giorni scorsi, a una riunione di Confindustria a Catania, rivolgendosi al presidente Boccia, ha detto che la Sicilia, ma è una cosa che lei dice da tempo, ha 3 nemici storici: la mafia, la rassegnazione e la burocrazia. E ha detto che la mafia è quella che forse riusciamo a sconfiggere, le altre 2 no. Quanto c'è di ironico e quanto di vero in questa sua battuta? No, credo che sia una serena consapevolezza, maturata in particolare negli ultimi 20 mesi, da quando da Presidente giro e parlo con i siciliani, da un ruolo di responsabilità, assieme ad una Sicilia vogliosa di vincere, di andare avanti, di guardare al futuro con prospettive di serenità. C'è ancora chi mi ferma e mi dice: Presidente, ma che vuole canciare un munno? E l'altro che mi dice: Presidente, che munno è stato e munno è. Ecco, tutto questo fa parte della cultura, quasi del codice genetico del popolo siciliano. Noi abbiamo subito 13 dominazioni, le prime 2 o 3 le abbiamo lottate, poi dopo ci siamo rassegnati, ma come ne viene? Applaudivamo e ci adeguavamo, ecco perché siamo nel substrato di tante diverse culture e civiltà e che siamo riusciti a fare convivere anche assieme. Però nel momento in cui la Sicilia ha tanta risorsa, tante potenzialità e non riesce ad avere questa marcia in più che deve essere la voglia di guardare avanti e di vincere, la consapevolezza che questa terra è redimibile, ci faccia caso, i nostri nonni ancora dicono: come finisci si conta. Ecco, perché affidare al destino come finisci? E non a qualcosa che possiamo in qualche modo cambiare noi. Siamo noi che dobbiamo decidere come finisci e poi magari contiamo. Presidente, lei è uno che non le manda a dire. Ultimamente, purtroppo, in questa estate si è anche scagliato contro i piromani e qualche settimana dopo le sue campagne di Militello hanno avuto un incendio in qualche modo. Lei cammina con 5 uomini di scorta, una macchina blindata, ma ha paura, nel senso, in Sicilia si deve ancora temere per la propria vita quando non si guarda in faccia a nessuno o qualcosa in effetti sta cambiando, possiamo essere un po' più sereni? La Sicilia non è più quella di 20 anni fa e 20 anni fa io stavo sotto scorta perché condannato a morte dalla mafia. Aveva più paura allora o oggi? Allora, perché c'era una coscienza diversa. In ogni caso tutti abbiamo paura. Giovanni Falcone confessò di avere paura. L'importante è non farlo vedere, l'importante è non farlo capire. Ecco, quando non si vuole proseguire sulla strada intrapresa, o ci si arrende o altrimenti si è costretto al compromesso. Una volta imboccata questa strada, quella della politica pulita, bisogna percorrerla tutta, per intero, accada quel che accada. Ma voglio dire che la Sicilia è cambiata. Lo è adesso in maniera anche solare. La mafia alla quale eravamo abituati forse non c'è più, quella struttura piramidale. Il problema è che oggi la mafia
si annida, si è radicata fra i colletti bianchi. Benissimo, e quindi è difficile distinguere dove finisce la famiglia mafiosa e dove comincia la contiguità, l'opacità. Ecco perché io sono convinto e dico sempre ai miei assessori: state attenti quando ricevete persone, perché dobbiamo ricevere le persone, certo. La gente vuole parlare con gli amministratori, state attenti perché viviamo in una trincea densa di insidie, però se ognuno di noi persegue ciò che appare giusto e non ciò che appare utile, se ognuno di noi si guarda bene attorno per capire da chi è circondato, se riusciamo a neutralizzare cortigiani e cospiratori anche all'interno dei palazzi, riusciremo a vincere la sfida. Ma camminare sotto scorta, e non è una bella cosa, notte e giorno, è un prezzo che sapevo già di dover pagare e lo pago volentieri se alla fine potrò dire ai miei figli e ai miei nipoti: ecco, ho lavorato per darvi il diritto, se volete, a restare nella vostra terra. Ecco, questa è un'altra cosa che volevo chiederle. Lei, sempre all'incontro di Confindustria dinanzi al Presidente nazionale Boccia, ha auspicato e chiesto un tavolo di regia a livello nazionale che possa, per sua convinzione, nell'arco di un quinquennio o un settennale, sgravare di quelle norme fastidiose, astringenti, sia nazionali sia europee, e che possano permettere un rilancio della Sicilia. È questa l'unica strada? No, ma è certamente la principale. Per poter recuperare la differenza col nord servono misure straordinarie, perché straordinaria è la condizione nella quale ci troviamo anche a seguito di questa costante emorragia di cervelli, ma non soltanto di cervelli, anche di braccia, dalla Sicilia verso il Triangolo del Nord o verso l'estero. E allora servono misure straordinarie, per 5, 6, 7 anni, non per sempre. Un programma con obiettivi chiari e tempi precisi. La regia a Roma. Mettiamo alla prova la classe dirigente meridionale. Chi sbaglia, chi non rispetta il cronoprogramma, sanzione, togliamogli il denaro. Quindi tranquillizziamo, la sua non è una richiesta di pieni poteri, visto che parliamo, no, anzi regia a Roma, ma un'attenzione particolare comunque in questo divario fra nord e sud. I pieni poteri in democrazia sono sempre pericolosi, però il potere di neutralizzare le estenuanti attese delle attuali procedure, questo sì, lo rivendico e lo chiedo. Io sono stato, lei lo ricorderà, sono stato commissario prima per le emergenze e poi per la ricostruzione sull'Etna. Mi dissero da Roma: eccoti, ti diamo 25 miliardi di lire, hai 90 giorni per dare in appalto le cose che la lava ha distrutto. Bene, io all'82esimo giorno ho aperto i cantieri con misure e provvedimenti speciali, certo, tutto alla luce del sole. Quindi se noi dobbiamo aspettare 5 anni per una gara d'appalto, è chiaro che non arriveremo mai a recuperare la differenza col nord Italia. Metteteci alla prova, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, metteteci alla prova. Tenga Roma le redini, tenga Roma il controllo, ma non potete pensare che in Sicilia, per poter ricostruire il pilone sull'autostrada Catania-Palermo del ponte Imera, debbano passare quasi 5 anni e ancora... E a Genova, al Morandi, in un anno già si getta il cemento. E già a Genova stanno cominciando a costruire il ponte demolito l'anno scorso. Non è possibile, ecco, io mi ribello, non è possibile che l'azienda dello Stato, l'ANAS, debba seguire la teoria dei 2 pesi e 2 misure. Lo stesso per le ferrovie. Noi non possiamo avere il treno veloce in Sicilia perché la tratta non è sicura, il sedime stradale sul quale sta il binario non consente una determinata velocità. Dopo i 120-130 km, soltanto in alcuni tratti peraltro, non è possibile. E allora perché aspettare 20 anni per realizzare il potenziamento, finanziato peraltro dalla Regione? In questo momento all'ANAS nel cassetto dell'ANAS ci sono 2 miliardi della Regione per opere infrastrutturali utilizzate con una lentezza che non è adeguata alla carenza e alla emergenza che denuncia la Sicilia. RFI, Rete Ferrovie Italiane,
oltre 2 miliardi della regione per il potenziamento della tratta ferroviaria Catania-Palermo. Ecco, Presidente, tutto questo cozza con una certezza, che ormai il mondo è una piazza comune e quindi in questa piazza comune si deve correre giocando di squadra con la stessa velocità un poco tutti. Quindi questo significa essere europeisti, ma sicuramente non è questa l'Europa che può agevolare l'Italia e men che meno la Sicilia. No, ed è un motivo in più per starci, e per starci dentro, e per cambiarla dal di dentro, e per demolirla dal Come di cambiarla? dentro. Cosa bisogna cambiare? Ecco, occorre essere contaminanti con gli altri stati membri dell'Unione Europea, al di là poi della sorte della Gran Bretagna. Io sono europeista per convinzione, per me l'Europa non è l'unione naturalmente delle lobby finanziarie, per me l'Europa è un'idea, è l'Europa della patria a cui ero abituato quando ero ragazza e scendevo sulle strade col tricolore. L'Europa dei cittadini, non dei poteri forti. L'Europa delle patrie, certo, che oggi non è sentita, non è avvertita, la gente l'avverte distante l'Europa. L'Europa diventa una sorta di cassaforte per foraggiare le imprese quando si parla di risorse europee. Prima di essere una fonte di ricchezza l'Europa deve essere una fonte di suggestione, deve essere un motivo d'amore per questa comunità europea, quasi 400 milioni di abitanti che hanno il diritto di credere in una madre comune cresciuta all'ombra della croce di Cristo. Presidente, amore verso l'Europa, certo, ma forse è il caso anche di in qualche modo alimentare nuovamente l'amore verso la politica, perché mi pare che ultimamente il panorama nazionale non ha offerto uno spettacolo molto gradito, soprattutto dagli elettori, quegli elettori che non hanno più la voce che potevano avere una volta quando esprimevano il loro consenso. Ecco, il panorama nazionale ha dato di sé uno scenario non molto edificante. Cosa bisogna cambiare in politica per riavvicinare la gente, i giovani, i cittadini, gli elettori? Bisogna restituire alla politica la propria dignità, la ragione d'essere, che non è programmismo. La politica è l'arte del governo, che si alimenta di un patrimonio valoriale, di un patrimonio ideale. Se due forze politiche sono l'una alternativa all'altra, come possono stare assieme soltanto in nome di 3, 4, 5 obiettivi da raggiungere? Quanto durerà questo governo nazionale? Penso fino alla prossima primavera. Noi dobbiamo spiegare ai giovani che la politica è un'arte che l'uomo pratica da 2500 anni, è un'arte bellissima. Non è vero che la politica è sporca, sono sporchi alcuni politici, ma la politica di per sé è un'arte nobile, è un'arte bella, è un'arte essenziale. La verità è che io avevo dei padri ai quali improntare la mia azione. Oggi i ragazzi in politica sono tutti chiusi in un orfanotrofio, non ci sono più padri della politica, perché ci sono solo cattivi esempi. Allora torniamo alla buona politica, ricreiamo le scuole di formazione e spieghiamo ai ragazzi che oggi c'è bisogno più che nel passato di una nuova classe dirigente in generale e dirigente politica in particolare, perché se la politica sa essere autonoma, autorevole, anche nei confronti della magistratura, attenzione, alla quale molto spesso negli ultimi decenni la politica ha delegato compiti che invece le sono propri. Non vuole decidere, ecco, la legge sul suicidio assistito, ecco, è la politica che deve decidere, e invece abbiamo lasciato che a decidere fosse la Corte. Ecco, la politica deve riappropriarsi del proprio ruolo, e allora così possiamo tornare alla politica valoriale e alla politica ideale alla quale abbiamo creduto, almeno quelli della mia generazione. Presidente, a proposito di decisioni e di modo di non solo far politica ma soprattutto di governare, spesso, come dicevamo prima, non si ha una maggioranza tale che ti permette di realizzare tutto. Ecco, da qui alla fine del suo mandato mancano 3 anni, che sembrano tanti, ma in una terra come la Sicilia che ha bisogno di molte cose sono pochissimi. Cosa immagina e teme di non poter realizzare? Cosa può restare come sogno nel suo cassetto fra le cose programmate e che crede che non le faranno concretizzare?
Se io avessi trovato una regione nella graduatoria nazionale a metà posto, avrei detto sono il presidente del raccolto. Siccome ho trovato soltanto un foglio di carta intestata alla regione siciliana, la regione era ed è da ricostruire, io dico di passare alla cronaca come il presidente della Semina. Sto mettendo chi verrà dopo di me, se ci sarà un'altra persona diversa da me dopo questo mandato, nelle condizioni di poter governare, perché troverà una regione con le carte in regola, come diceva Piersanti Mattarella. Ecco, noi stiamo mettendo la regione nelle condizioni di poter governare, quindi io voglio essere il presidente della Semina. Presidente, ma dopo questi 5 anni sarà anche il presidente della raccolta? Cioè si ripresenterà agli elettori? Ecco, questa è una domanda insidiosa. Intanto mi chiedo se riesco a far bene in questi 5 anni. Rischierei di apparire presuntuoso se dicessi di guardare al nuovo mandato. Se avrò lavorato bene in questi 5 anni, potrò cedere alla sollecitazione degli amici che mi chiedono di fare anche la stagione del raccolto. Per ora cerco di fare bene quella della Semina. Però mi pare che già è un suo modificare il pensiero, perché all'inizio quando lei si presentò disse 5 anni e mai più. Adesso evidentemente ha capito che c'è tanto da fare e giustamente dopo aver seminato e seminato bene potrebbe volere anche raccogliere. È il legittimo diritto di chiunque. E le condizioni politiche ci saranno? Beh, le condizioni politiche si creano di volta in volta, ormai la politica non è più in condizione di essere prevista e prevedibile, però bisogna lavorare senza mai perdere di vista l'orizzonte, che è quello di servire i siciliani e di fare di questa straordinaria terra amara e bella una delle più importanti regioni d'Europa. Abbiamo le carte in regola per farlo, abbiamo tanti ingredienti, si tratta di saperli elaborare e mettere assieme per il prodotto finale. Speriamo bene. Presidente, grazie per questo spazio che ci ha voluto concedere e grazie a chi ci ha seguiti.